Buon pomeriggio, bentrovati, nuovo appuntamento con il nostro approfondimento del fine settimana, il punto. Oggi insomma, parleremo di un tema molto importante che riguarda il lavoro, l'occupazione, l'economia reale a un mese dalle elezioni europee, già in questo fine settimana ufficializzate le liste. Diciamo, così resi noti i nomi dei candidati, cominciano ovviamente tutti gli appuntamenti delle campagne elettorali di tutti i partiti, quindi convention, scene, appuntamenti, la pizza, eccetera, eccetera. Però insomma c'è un'economia reale che sta vivendo la Sicilia in questo secondo trimestre del 2024 che insomma sta mettendo a dura prova le imprese. Adesso ne parleremo durante la nostra trasmissione di oggi. Vi presento subito gli ospiti, prima di vedere come sempre nell'anteprima le vignette di Totò Calì. Allora con noi c'è il presidente di Confindustria Sicilia, nuovo presidente di Confindustria Sicilia Gaetano Vecchio. Buonasera presidente. La collega Michela Giuffrida in studio, il collega Antonio Condorelli in studio. Ciao Michela, ciao Antonio. In collegamento, e noi siamo sempre lieti di ospitarlo perché per noi è un ospite prestigioso, l'istituto SVG, Corrado Fonda. Buongiorno Fonda. Buongiorno a tutti i telespettatori. Senta, Fonda, lei capisce un po' il siciliano, insomma, la satira in siciliano? Diciamo vagamente così, ma poco. Allora la metto a dura prova con le vignette del nostro Totò Calì. Ciao Totò! Buongiorno a tutti. Non ci credo, Ti sei vestito da Zaleschi, mamma mia. Allora Totò, quindi partiamo con oggi, insomma penso che il tema sarà i nomi delle liste, no? Chi si candida, certo. Chi è rimasto fuori, chi va dentro, chi corre, chi aspira a uno scranno a Strasburgo, Bruxelles, insomma, quindi che succede? Facci vedere qualcosa. Vediamo. Prima vignetta, eccolo qua. Allora mettiamole anche grandi così le vedono. Crolla l'ideologia di Vannacci. Collega onorevole, i disabili possono votare? Certo che sì. Allora viva i disabili. Ecco, questo è terribile, però questa non è... è un diciamo... po' amara. Ecco, vota Giorgia. Vota Giorgia. E quindi l'elettore un po', potrebbero... vota Giorgia perché Giorgia Meloni durante la sua convention nella scorsa settimana ha detto non votate, dice io sono una del popolo, dice tu chiamatemi Giorgia, quindi sulla scheda scrivete vota Giorgia, e là si è aperto poi un dibattito, si può fare, non si può fare. Qualcuno si potrebbe confondere, l'elettore medio si potrebbe confondere con la cantante che è l'altra, quella con i capelli scuri. Che però non si sta presentando. Quindi. Che non si sta presentando. Farebbe figura. C'è stata la Zanicchi pure, no Michela, al Parlamento europeo. Poi, esponente di Fratelli d'Italia accosta l'hashline alla donna di Neanderthal. Che succede? Si passa dallo scontro politico allo scontro paleolitico. Questa è simpatica, andiamo. Prossima vignetta. Ma i candidati non ce n'è? Non ci sono i candidati? Qualcosa c'è, vediamo. Alla fine i politici vanno e vengono. Secondo ste liste soprattutto ritornano. Perché ci sono tanti nomi che ritornano, insomma, che ritornano in gioco. Oh, finalmente qua una candidata. Ilaria Salis al voto. Ilaria Salis, che è diciamo, l'attivista italiana che è in carcere in questo momento in Ungheria, candidata nelle liste di sinistra. Quindi Ilaria Salis al voto. Non può votare perché è al guinzaglio. Come funziona? No, può votare. Sgarbi, da sottosegretario diventa? Littorio Sgarbi. Ecco, perché si candida con Fratelli d'Italia. Era con Forza Italia. Poi andiamo avanti, vediamo qualche altro candidato, vediamo se c'è. Dici tu quando finiamo, perché io vado con te sempre. Oh, eccolo qua. Sì, questo è Vannacci, il grande Vannacci. Allora, in battaglia i disabili non li proteggiamo, li creiamo. Da allarmi ad allarmi quelli veri. Questo anche questo è freschissimo. Donatello, che sono stati ieri sera. Davide Donatello a Matteo Salvini, motivazione, con questo ponte sullo stretto si sta facendo troppi film. E ride anche Rado Fonda. Questa è quella della settimana scorsa. E questa è quella della settimana. Allora, cominciamo la nostra trasmissione di oggi, prima la sigla e poi cominciamo a snocciolare un po' di dati di SVG. Ciao Totò, buon fine settimana anche a te. Allora, sigla e poi cominciamo subito con i dati di SVG.
Allora, rientriamo in studio, vi presento gli ospiti della puntata di oggi. Oggi lavoro, prospettiva di elezioni europee, preoccupazioni, economia reale del Paese e della Sicilia. Cercheremo di raccontarla con il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, con i dati di SVG, con Rado Fonda, direttore di ricerca appunto dell'istituto SVG, e poi con i colleghi Michela Giuffrida, Antonio Condorelli. Tra un po' collegheremo anche Ornella Neri, che è un'imprenditrice del settore alberghiero, poi un imprenditore del settore balneare, e ancora la collega Miriam Di Peri. Eccola qua, Miriam, la facciamo sistemare, poi la saluto dopo, la collega di Repubblica. Allora, Vecchio, insomma, è un'economia, prima di dare la parola a SVG, che vi preoccupa in questo momento. Perché? Siamo molto preoccupati perché i dati sono positivi dal punto di vista delle assunzioni nel mese di marzo, ma abbiamo una scadenza al 30 di giugno di quest'anno dell'ennesima proroga della decontribuzione sud, che è una norma che in questo momento è in vigore in tutto il sud Italia e che permette uno sgravio sui contributi per tutti gli assunti, sia a tempo determinato che indeterminato. È una norma che nasce teoricamente per essere stabile fino al 2029 con un sistema di riduzioni 30%, 20%, 10%, ma che di volta in volta purtroppo non ha avuto una stabilizzazione di fondi ed è stata prorogata di semestre in trimestre. Molte delle assunzioni fatte alle aziende nel periodo precedente, comprese quelle di marzo che danno questi dati positivi, sono legate a questo sgravio, che sembrerebbe oggi non solo scadere a giugno, ma sembrerebbe un po' più timido il governo rispetto alla possibilità che ci sia un rinnovo. È un rinnovo che dipende dall'Europa, e quindi arriviamo al tema elezioni europee. Quanto incide nelle tasche delle imprese? Tantissimo. Considerate che l'attuale sgravio vale il 30% dei contributi fino al 30 dicembre 2025 in teoria, poi passa al 20%, poi il 10%. Considerate che sostanzialmente ogni 3 assunti ne puoi assumere uno in più, e secondo noi, non abbiamo degli studi esatti, ma li faremo a breve come sistema Confindustria, una gran parte delle assunzioni al Sud Italia è avvenuto grazie a questo meccanismo. E questa, diciamo, è la fotografia. Guardo anche i colleghi, saluto la collega Miriam Di Peri del quotidiano La Repubblica. Ciao Miriam. E questa è la fotografia, diciamo, del paese reale, no? Dell'economia reale, a una settimana, anzi scusate, a un mese dal voto, quindi dove la politica in questo momento ha fermato tutta l'attività diciamo, che riguarda la legiferazione, no? Il Palazzo della Regione è fermo, il Parlamento insomma sarà quasi tutto dedicato alla campagna elettorale, visto che quasi tutti i leader politici sono candidati, e ovviamente il Parlamento europeo dovrà essere rinnovato. Vecchio, prego. Io, se posso, sono preoccupato e siamo preoccupati perché il meccanismo di fondo dell'economia fatto di investimenti, occupazione e sviluppo si è interrotto, e si è interrotto perché a causa dell'ingresso della ZES unica, che sarebbe dovuta essere un meccanismo di maggiore incentivazione su tutto il paese, in realtà si è fermato tutto. A oggi tutta quanta la normativa sugli sgravi legati agli investimenti, che ci ha aiutato in questi anni a investire, quindi a fare occupazione, quindi a fare sviluppo, è ferma. È ferma perché mancano in questo momento i decreti attuativi per stabilire come investire e in che termini finanziare. Se mettiamo il combinato disposto dei due problemi, ZES unica che non si è ancora avviata, decontribuzione sud che va a finire, noi abbiamo la preoccupazione che da luglio sarà tutta un'altra narrazione, e sarà tutta un'altra nazione, in particolar modo al sud. E il tema della coesione, che è il tema vero di questo paese, diventa un tema che in campagna elettorale nessuno sta discutendo. Poi c'è la percezione, no, dei cittadini, degli italiani sulla situazione economica. Allora, Rado Fonda, comincio con i primi dati di SVG, no? Parliamo di indice di fragilità economica. Voi avete pubblicato, lo fate trimestralmente, no? Gli indici che fotografano la situazione in Italia per quanto riguarda appunto l'economia, la politica, le soglie di povertà, insomma tutti i temi che interessano la vita reale dei cittadini, no? Rado Fonda. Sì, questi indici sono costruiti facendo più domande, diciamo, sono basati su una serie di domande che poi ci danno la possibilità di classificare un po' i rispondenti sulla base delle loro risposte, e quindi facciamo queste rilevazioni già da oltre 10 anni, 3 o 4 volte all'anno, per cui il fatto di avere dei dati continuativi così aiuta anche nell'interpretazione. In particolare gli indici sono 4, questo che vedete questo è l'indice di fragilità, esatto, sì.
Prego. Indice di fragilità economica, sì, che indica un po' come viene percepita la situazione economica sia familiare che anche in prospettiva legata, diciamo, all'economia nazionale e così. Cioè, le domande che fate in questo caso quali sono, per capire? Beh, per esempio quanto è soddisfatto della propria situazione economica, cosa prevede per l'anno seguente, quali prospettive vede sia per sé sia per l'economia nazionale in generale, e così, insomma, una serie di domande. Qui si vede per esempio che la situazione si è un po' stabilizzata nell'ultimo anno, in sostanza, dopo che ci sono state un po' di oscillazioni dall'epoca del Covid in avanti, ci sono stati un senso di fragilità particolarmente alto sia subito dopo il Covid nel corso della pandemia e dopo lo scoppio della guerra in Ucraina. Adesso da un anno a questa parte si è un po' stabilizzato e si vede che la gente un po' si sta abituando un po' a questa situazione. Adesso da altri dati vediamo anche per esempio che c'è meno preoccupazione per quanto riguarda il potere d'acquisto, per l'aumento dei prezzi. Sembra anche questo nella percezione della gente sia un po' stabilizzato, non che stia migliorando, ma l'idea è che non stia peggiorando ancora, e quindi la gente comincia a poter fare magari già qualche piano, diciamo, per il futuro e così, anche se l'incertezza è ancora quindi in fondo tanta, no? intanto spieghiamo anche ai nostri telespettatori come vanno lette queste grafiche, cioè se tante più basso il numero, quanto meno è la preoccupazione, no? Vanno lette al contrario. Sì, il senso di fragilità economica proprio, no? Esatto. A 100 sarebbe proprio paura un massima. senso di fragilità economica totale, no? Totale. Adesso più è basso, più c'è invece quindi diciamo ci siamo un po' abituati, insomma, a questa crisi, a questa incertezza perenne, no? Nel nostro infatti tutti gli indici danno questa sensazione che le persone si siano un po' abituate a questa emergenza, perché abbiamo avuto ormai da 4 anni che abbiamo continuamente un'emergenza dopo l'altra, una crisi dopo l'altra, e la gente si sta un po' abituando e sta prendendo le misure e quindi sta comunque cercando di convivere con questa situazione, no? Per cui anche c'è una minor ansia, diciamo, rispetto a quello che sta succedendo e a quello che è il futuro, perché il grande problema dei cittadini adesso è questa incertezza per il futuro che un po' blocca un po' tutto, no? Certo. Anche i consumi per esempio e così, e questo si sta un po' affievolendo, anche se comunque rimane ancora abbastanza allora il prossimo grafico invece mi colpisce, lo sta mandando già la regia in onda, è l'indice di disaffezione politico-istituzionale, e quindi si riduce nel vostro titolo la valutazione critica. Questo mi sorprende un po', devo dire. Sì, allora qui, posto che è ancora abbastanza alto naturalmente questa disaffezione, no? Però c'è un segnale proprio nell'ultimo trimestre, c'è un po' un segnale di calo di questa disaffezione, anche se è timido, insomma, un paio di punti, però dà un po' l'idea che anche il clima generale, siccome è un po' meno teso, per le ragioni che avevo detto prima, allora anche nei confronti delle istituzioni e della politica c'è un atteggiamento leggermente meno ostile, diciamo. E poi c'è da dire che anche ci stiamo avvicinando alle elezioni, e quindi, come dire, una parte dell'elettorato si sta un po' più avvicinando anche al partito che intende votare, e quindi magari questa disaffezione in questo periodo cala un po', no? Allora, cominciamo a commentare questi primi dati con i nostri ospiti, partiamo e saluto, la vedo collegata in questo momento Ornella Laneri, che è un'imprenditrice del settore alberghiero, una imprenditrice molto attiva, tante associazioni anche a livello culturale. Buongiorno Laneri, adesso la coinvolgeremo anche se non ha visto nello specifico i dati. Partiamo dal commentare questi dati, quindi il primo dato riguarda l'economia.
dell'economia, la situazione diciamo di marginalità, di fragilità della politica e dell'economia, e poi diciamo il rapporto con la politica. Vecchio, poi Michela, poi insomma tutti gli altri ospiti. Commentare il dato è un po' complicato rispetto alla serie storica, il tema è esattamente quello che ho riportato poco fa, il momento storico attuale è un momento storico di sviluppo ma con delle forti preoccupazioni. Come dicevo, nello specifico Confindustria è molto preoccupata per quello che accadrà nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi rispetto a questi due temi, decontribuzione Sud e ZES unica. Si tratta di due temi di cui siamo fortemente preoccupati, ma non tanto come Confindustria Sicilia e come Mezzogiorno, ma come Confindustria nazionale, perché il tema della coesione è un tema del Paese ed è quello che in questa campagna elettorale non stiamo vedendo. Il fatto che lo sviluppo del Sud, del Meridione, avvenga in maniera coordinata e coesa è un problema che tutto il Paese ha e che tutto il Paese deve spingere. In realtà alcune forze politiche più di altre, ma c'è poca attenzione rispetto al fatto che noi non possiamo essere soltanto esportatori di cervelli laureati, noi dobbiamo essere un luogo nel quale creare PIL per il Paese, e su questo saremmo fermissimi anche in questa fase di campagna elettorale. Michela. Beh, io mi aggancio proprio a quello che diceva il Presidente Vecchio, che poi ci riporta anche ai dati che sono appena stati diffusi. Sarebbe proprio il momento di discutere quelli che sono i temi e i valori che sono in discussione, proprio perché siamo sotto elezioni europee. Non ne parla nessuno. Invece non si fa. Ricordo che quello della coesione è uno dei grandi pilastri fondanti dell'Unione Europea e che la politica regionale, che dipende appunto dal principio di coesione, occupa un bel po' di budget dell'Unione Europea. Di questo naturalmente nessuno parla, ma volevo aggiungere qualche dato a quello che ha detto il Presidente. Quando si riformeranno gli assetti dell'Unione Europea, quindi il Parlamento, la Commissione, e sarà non prima della fine dell'anno, perché ricordo che la Commissione viene poi votata a novembre, quindi da qui a lì non succederà praticamente nulla senza la nuova Commissione, bisognerà anche introdurre il tema del budget, cioè gli Stati membri dell'Unione Europea dovranno comunicare all'Europa se intendono riconfermare il budget, cioè i soldi che ciascuno versa all'Unione Europea per costituire i fondi che poi sono i fondi comunitari. Noi in questo momento dovremmo non solo ridiscutere il budget in un grave momento di crisi economica per cui addirittura le risorse interne vengono tagliate, ma dovremmo anche partecipare ad una revisione, ne cito una per tutte, la politica agricola comune, la famosa PAC, che aiuta tanto gli agricoltori. Qui parliamo di una Sicilia in ginocchio. Il budget della PAC era quello vecchio, della vecchia legislatura, il 37% del totale. Tutti dicono che sarà ridotto. E sarà ridotto proprio perché l'inflazione aumenta e se anche fosse riconfermato non varrebbe più il 30%, il 37%, ma varrebbe il 20%. Vedete cosa c'è in questo momento in discussione, cioè, cosa si taglio, muove? imprese che soffrono, inflazione che svaluta e politiche europee che non vengono discusse. Sarà molto importante il valore della compagine che arriva a Bruxelles questa volta, perché sono temi, la PAC per esempio andrà a revisione entro il 2027, questa legislatura. Se ne parla, cosa propongono i partiti, c'è chi la vuole abolire, poi abbiamo i trattori in piazza, c'è chi la vorrebbe invece molto più forte, ma di questo non si parla, si discute di soprannomi, di pseudonimi. Con chi va quello, con chi va quell'altro, naturalmente, e questi temi sono temi sui quali l'Europa non può influire o decidere o intervenire direttamente, ma che dall'Europa discendono, perché poi vengono tradotti e diciamo dipanati in misure, declinati in misure proprio dagli Stati membri, ognuno al suo interno. Antonio Condorelli. Il problema reale è che mentre i politici sono impegnati in questa ennesima campagna elettorale, ovviamente pagata da noi, le imprese non sono messe in condizione dal sistema Italia e in particolare dal sistema Sicilia di poter fare le imprese, cioè di essere degli organismi che sono in grado di produrre qualcosa e di avere un piano economico e una programmazione. Mentre noi parliamo dobbiamo essere consapevoli del fatto che probabilmente già domani verrà concretizzato quell'infausto pronostico del quale ci eravamo già occupati, cioè il taglio dell'acqua in gran parte della Sicilia o in parte della Sicilia alle imprese agricole, alle colture agricole
e verranno mantenute in alcune zone l'alimentazione idrica esclusivamente alle case delle persone, per evitare che le persone restino senza acqua potabile. Ma questo, che è una situazione di grave criticità che rischia di mandare gambe all'aria migliaia di imprese che già adesso non sono riuscite a pagare le cambiali alle banche perché sono fallite le campagne invernali del fieno e del grano. Il grano è nano, il grano non produrrà frutti. Io ho visto già un mese fa il grano giallo e non può essere giallo il grano ad aprile o a marzo. Certo. Quello che sta accadendo è che le imprese in questo momento sono aggrappate a questa possibilità di decontribuzione per fare quadrare i conti, però si scontrano con lo spettro di una inconsistenza della propria essenza, cioè l'impresa deve produrre qualcosa. Noi ci dobbiamo chiedere, poi il caso Bluetech, del quale parleremo adesso dopo, ne parleremo. ci dobbiamo chiedere cosa possono produrre queste imprese a queste condizioni, in questo momento, cosa sta facendo la politica realmente per mettere gli imprenditori in condizioni di produrre. Se chiamiamo all'imprenditore Richichi, che gestisce una parte del polo logistico di Catania, ti dirà che in questo momento, nel 2024, in quello che deve essere il polo logistico accanto al grande stabilimento costato 40 milioni di euro e concesso a un imprenditore privato in parte inutilizzato, ti dirà che in questo momento lui l'acqua la fa arrivare con le autobotti. Nella zona industriale di Catania, che era la Milano del Sud, la corrente elettrica non è stabile, non ci sono impianti di depurazione e non c'è neanche il servizio idrico. Cioè noi ci scontriamo con una Italia reale che è distante chilometri non solo dagli annunci, ma anche dai pensieri di come non sarà possibile spendere il PNRR perché non ci sono progettazioni noi valide. Parliamo di Bruxelles, abbiamo insomma, no? Rado Fonda, dobbiamo andare in pubblicità. Dico, lei diciamo, come la vive da cittadino italiano questa storia che a noi manca l'acqua al sud? Ma si rende conto che è una cosa assurda ormai? Com'è? Dico, come si vive? Dico, come si vive al nord Italia? Si percepisce insomma questa distanza tra due paesi reali? Perché il tema è questo, no? Cioè, qui c'è un altro mondo al sud. Stiamo parlando della mancanza d'acqua, cioè che è una delle risorse essenziali anche per andare avanti. È un problema ventennale che noi abbiamo, adesso c'è solo arrivato al capolinea, insomma, sì, esatto. Solo al capolinea. Sì, sono cose, effettivamente si percepisce questa distanza veramente enorme, perché specialmente su questo tipo di cose, perché come dire, dalle nostre parti è una cosa inconcepibile, no? Non si pensa all'Africa quando si pensa alla mancanza d'acqua quasi. Sono le differenze, ma l'idea è anche in generale che queste differenze stiano anche ampliandosi col tempo e non si stanno riducendo. È la verità. Allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi ritorniamo ancora con i dati di SVG, poi sulle imprese voglio sentire anche Ornella Laneri e ovviamente la collega Miriam Di Peri, subito dopo la pubblicità. Rientriamo in studio, in diretta con la nostra trasmissione di oggi. Il punto, ci stiamo occupando di lavoro, di imprese, insomma di economia reale, con come dire, l'ombra delle elezioni che incombono, le elezioni europee, e poi si voterà anche in 37 comuni per le amministrative, almeno in Sicilia. Con noi il presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, il direttore di ricerca dell'istituto SVG, che ci sta fornendo dei dati che stiamo commentando, e poi i colleghi Michela Giuffrida, Antonio Condorelli e Miriam Di Peri. C'è anche Ornella Laneri, che saluto, che ha sentito la prima parte della discussione, ovviamente una che fa impresa, una che ci mette i capitali, ci mette, come dire, l'impegno, ci mette la passione, ma vive ovviamente quello sulla propria pelle, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, ovviamente, fino alla crisi idrica. Ornella Laneri. Sì, buongiorno, grazie intanto per l'invito, saluto tutti gli ospiti. Allora sì, proprio io ho segnato il punto della crisi idrica. Io posso dire che è molto sentito, seppure arrivi in maniera molto, molto morbida, nel senso che è un problema molto grande che in realtà nessuno sembra percepire da tutti i punti di vista. Noi abbiamo scelto di fare dei cartelli ancora maggiori rispetto a quelli che già facciamo sulla sostenibilità per i nostri ospiti,
per fare presente che in Sicilia c'è questo problema, perché le persone che arrivano non lo sanno, e quindi chiedendo ancora più del normale di utilizzare l'acqua veramente al minimo. Abbiamo tutti ridotto l'irrigazione dei nostri giardini, però è veramente un problema che i miei colleghi e le mie colleghe al nord Italia non riescono neanche ad immaginare. Ne parlavi prima tu, effettivamente è un problema molto molto grosso. Insomma, abbiamo lasciato quello dell'energia elettrica, siamo arrivati a quelli dell'acqua. Gli imprenditori hanno sempre qualcosa sulla quale devono correre e accorrere, per cui sicuramente è un problema importante. Allora Miriam, adesso stiamo, mentre tutti, come dire, sfogliano la margherita, Cuffaro, dove va, cosa fa quello, cosa fa Tajani, cosa fa Renzi, che oggi era a Palermo, cosa fa la Meloni, eccetera. Qui viviamo di problemi concreti, no? Che il tuo giornale molto spesso racconta. Fino ad arrivare al problema di Termini Imerese, che insomma è un problema adesso, è diventato un problema perché c'è una frenata su quello che doveva essere il nuovo polo industriale che doveva così attirare capitali proprio in quella zona di Sicilia, così sostituendo quella che una volta io la continuo a chiamare ex Fiat, perché Bluetech non è mai stato se non sulla carta, tra l'altro ci sono state inchieste, arresti eccetera, quindi diciamo il polo d'eccellenza era quello della ex Fiat, no Miriam? Sì Luca, non mi pare che sia un ragionamento diverso da tutto quello di cui abbiamo discusso finora. C'è sicuramente un paese a due velocità e, come dire, anche in questo caso lo scandalo di Termini Imerese, questo rilancio della zona industriale di cui sentiamo parlare ormai da almeno un decennio, non voglio esagerare, è lo specchio di quello che non avverrebbe mai al nord Italia, d'accordo? Si parla tanto di autonomia differenziata, si parla tanto di un paese a due velocità. Mi permetto di ricordare, tornando a quello che diceva Antonio Condorelli poco fa, che la Sicilia è una delle uniche 3 regioni d'Italia che non ha ancora sottoscritto il patto di sviluppo e coesione col governo Meloni per la programmazione 2021-2027. Ecco, sono tutti tasselli dello stesso puzzle, non facciamo l'errore che spesso conviene a una classe dirigente che si mostra troppo spesso inadeguata. Non facciamo l'errore di slegarli, perché sono tutti tasselli dello stesso puzzle. La Sicilia ha bisogno di programmare, ha bisogno di infrastrutture, non ha evidentemente bisogno soltanto del ponte, ha bisogno di rilancio del suo tessuto produttivo e delle infrastrutture necessarie per sostenere quel tessuto produttivo, d'accordo? E ha bisogno di una programmazione a lungo raggio, e invece ci ritroviamo in una regione senza acqua, con le zone industriali che sembrano un passo dall'essere rilanciate e poi non vengono rilanciate. E persino con un bellissimo progetto di ponte dal quale non passano neanche le navi, e questo è insomma la fotografia. La fotografia. Stiamo ancora a parlare di emergenza, non c'è nessuna emergenza, è tutto strutturale. Allora, Rado Fonda, così poi insomma lo libero, perché insomma ci sta fornendo tutti questi dati. Abbiamo altre 2 grafiche più quella che poi ci aprirà anche il discorso della politica, diciamo delle percentuali dei partiti, diciamo alla vigilia appunto di queste elezioni. Allora, cominciamo con gli altri 2 dati. Marginalità sociale, che vuol dire, Rado Fonda? Dunque, l'indice di marginalità sociale indica quanto le persone si sentono un po' incluse nella società oppure escluse, quanto si sentono un po' coinvolte nel mainstream sociale, di quanto insomma succede anche a livello nazionale, così in generale. Cioè, ci faccia un esempio per capirlo meglio. Per esempio, una domanda è proprio quanto si sente incluso nella società di oggi, quanto riesce a, cioè il coping, no? Quanto riesce a stare dietro a allo sviluppo della società e dell'economia, di tutto, sia dal punto di vista personale, lavorativo e in generale. Quindi c'è una parte ovviamente che si sente più ai margini della
società, altre invece che è più coinvolta, più quella che, come dire, sente di tenere un po' anche in parte le redini di quanto sta andando avanti. E poi c'è legato a questo, no, la confidenza col futuro, no? Cioè che speranza c'è, no? Questo è certo, ovviamente anche questo è legato alla confidenza del futuro, invece è quello che uno può sperare, che prospettiva vede in futuro, quanta fiducia ha che in prospettiva ci possa essere magari un miglioramento, oppure almeno non un peggioramento, e così. Questa cosa della confidenza futura è molto importante perché, come abbiamo già accennato prima, la fiducia nel futuro, dalla fiducia del futuro dipendono molte cose, dipende non solo il tipo di investimento che la persona vuole fare in generale, sia magari sulla famiglia, dipende anche questo, la natalità per esempio è legata a questo, ma anche i consumi naturalmente, perché meno confidenza ha, meno propenso a spendere anche magari i risparmi e così, quindi è un indicatore importante. E anche qui comunque abbiamo visto che ci sono dei segnali. Ti chiedo alla regia, Rado Fondo, un attimo di metterlo in grafica, questo indice di confidenza nel futuro è uno squarcio di speranza, perché mi colpisce, diciamo, in questa curva, no, questa è la marginalità sociale, non è questo il grafico, mi colpisce, lo diciamo anticipo, poi lo vediamo anche in grafica, nel 2013 c'era, come dire, una confidenza minima, cioè c'era pochissima speranza in un futuro migliore. Sì, era il periodo proprio peggiore della crisi economica, no? Sì. La gente si sentiva veramente in un baratro, dopodiché piano piano è risalita questa confidenza, però piano piano. Ma non è mai, non ha mai, come dire, spiccato il volo, cioè sempre gli italiani sono sempre, poi, come dire, un po' pessimisti. Sì, sono un po' pessimisti, anche in generale la sensazione della maggioranza degli italiani è sempre che l'Italia non stia veramente andando avanti, non si stia modernizzando, non si stia sviluppando nella direzione che dovrebbe, e quindi questa confidenza del futuro è sempre un po' frenata, ci sono un po' di oscillazioni, c'è ogni tanto uno scatto in avanti un po', però vedete che comunque è sempre minoritaria, è sempre sotto il 50%, per cui è chiaro che è un paese che si sente molto frenato e molto senza una prospettiva veramente così rosea in generale. Però ogni tanto ci sono questi segnali moderatamente positivi come adesso, che fanno capire che insomma c'è qualche piccola speranza ci sia. Allora, Rado Fonda, prima di salutarlo ovviamente e di ringraziare l'Istituto SVG che come sempre ci supporta anche con questi numeri, ovviamente veniamo al report che registra, come dire, le percentuali dei partiti, perché insomma questo è importante anche perché nel voto delle europee, che è un voto principalmente di opinione sulle liste e sui partiti, il dato nazionale diventa un punto di riferimento molto importante. E allora il dato è relativo, ovviamente voi avete registrato fino alla settimana scorsa, il report lo producete, diciamo, a metà settimana, quindi diciamo, a metà settimana prossima arriverà il nuovo report con le nuove percentuali. Questa è la fotografia, diciamo, di questa settimana, quindi con le liste che registrano queste percentuali di voto. Allora chiedo alla regia di metterle in grafica se ci sono, se no insomma non possiamo ragionare di altro. Allora vi leggo velocemente, le leggo io così diamo il tempo, eccole qua, alla regia, eccole qua. Allora, Fratelli d'Italia al 26,6%, le mettiamo anche in grafica qui nello studio così possono leggerle anche i nostri ospiti in maniera più comoda. Poi quindi in calo dello 0,2%, il Partito Democratico al 20,3%, quindi come dire, supera e continua a superare quella soglia psicologica del 20%, il Partito Democratico, il maggiore partito di opposizione. Poi al terzo posto c'è il Movimento 5 Stelle che perde uno 0,3%, quindi si assesta al 15,6%, la Lega all'8,6%, con un +1, questo cos'è, Fonda? L'effetto Vannacci che entusiasma un po'?
Ma è un po' prematuro per dire che se sia un effetto Vanacci, insomma più 0,1 è un'oscillazione molto piccola, specialmente per un sondaggio, insomma, per cui non si può dire che sia un effetto Vanacci. Restano ovviamente su questi numeri anche Forza Italia 8,4% e poi queste liste che in qualche modo, anzi queste 3 liste che in qualche modo, secondo questa fotografia, supererebbero la soglia di sbarramento del 4% prevista per acquisire qualche deputato al nuovo Parlamento europeo. Quindi Alleanza Verdi e Sinistra 4,5%, Stati Uniti d'Europa, che è la lista di Renzi e Bonino, 4,5%, e Azione di Calenda al 4,2%. Tutto il resto, diciamo, restano sotto questa soglia percentuale, quindi questa soglia di sbarramento, rimarrebbero delle campagne di rappresentanza per chi ci sarà, come abbiamo visto, come la lista Libertà di Cateno De Luca, Pace, Terra e Dignità di Santoro, almeno nel collegio Isole ancora è come dire, al vaglio delle autorità, le altre non hanno raggiunto, ovviamente sono Democrazia Sovrana e Popolare, Partito Animalista e poi altre liste come Forza Nuova, eccetera. Quindi Fonda, che succede? Ci spieghi queste oscillazioni? Allora, in verità abbiamo dei dati che in sostanza non si sono mossi tantissimo dalle politiche di un anno e mezzo fa, perché se guardiamo le percentuali i partiti si sono mossi, almeno quelli grandi, insomma si sono mossi al massimo per un paio di punti percentuali, è abbastanza simile, quindi una situazione piuttosto stabile che a un anno e mezzo dalle elezioni dove è successo di tutto è anche abbastanza singolare la cosa, no? Però comunque Fratelli d'Italia aveva avuto una crescita dopo le politiche e poi adesso si è un po' ridimensionato di nuovo, comunque sta sempre sopra il dato che aveva ottenuto nel 2022. Il PD che ha avuto un po' di difficoltà adesso nelle ultime settimane l'abbiamo avuto un po' in crescita, quindi è salito sopra il 20%. Il Movimento 5 Stelle ha un po' di difficoltà invece perché ha un elettorato che tendenzialmente non è tanto propenso ad andare a votare, per le europee potrebbe soffrire un po' di astensionismo questo suo elettorato, per cui ha un po' un consenso un po' fragile. Poi c'è questo testa a testa tra Lega e Forza Italia che sono molto vicini, veramente nei dati sono davvero molto vicini. Forza Italia, anche dopo che si era unito con noi moderati, si è avvicinato di molto alla Lega e non è detto che non la sorpassi. Comunque questo sarà anche interessante vedere nelle prossime settimane. Poi Verdi e Sinistra che si sono rafforzati nelle ultime settimane. Stati Uniti d'Europa di Renzi e Bonino era partito, appena si erano uniti era partito bene, è andato addirittura oltre il 5, dopodiché ha perso un po' lo slancio e adesso comunque sembra solidamente sopra il 4, però non in maniera così netta. Azione di Calenda un po' oltre il 4, comunque adesso è così. Poi il fatto è che dopo la presentazione della lista, perché questo sondaggio è stato fatto ancora prima della presentazione delle liste, qualcosa adesso cambierà sicuramente, perché alcuni di questi partiti piccoli sono stati esclusi, alcuni sono stati esclusi in alcune circoscrizioni, per cui quella quota dei partiti piccoli probabilmente si ridurrà e quindi cresceranno poi gli altri partiti. Fonda, io c'è un'altra grafica sempre SVG che diciamo la commentiamo rapidamente, le chiedo di commentarla rapidamente. E cosa spinge ad andare a votare alle elezioni europee? Mi colpisce ovviamente, questi sono quelli che andranno a votare, no? Voi avete scremato le risposte su quelli che andranno a votare. Intanto le chiedo quant'è l'astensionismo in questo momento? Allora, adesso sul dato più recente ci risulta che più o meno il 57% degli elettori ha un'elevata propensione ad andare a votare, che potrebbe essere quello che è un buon dato tutto sommato, che è più o meno quello del 5 anni fa, del 2019, che appunto, considerando i trend ultimamente, non sarebbe un mezzo successo, come dire, che se non calasse ancora, dato che ultimamente calano sempre i tassi di affluenza, però bisogna ancora vedere, manca ancora un mese, bisogna vedere cosa succede. Tra le risposte mi colpisce la prima, ovviamente quella più gettonata. Quella naturalmente c'è sempre, c'è una parte senso che del vota dovere, no? Poi alla fine
il senso del dovere, esercitiamo il nostro diritto con la matita, in questo caso c'è una campagna elettorale pro voto del Parlamento europeo, ovviamente, che dice andate a votare, usa il tuo voto, si chiama, la faremo vedere ovviamente. Queste sono più, diciamo, le generazioni meno giovani, diciamo, che rispondono così solitamente. E poi ci sono le motivazioni che possono essere diverse per il centrodestra o per il centrosinistra. Esatto, per esempio nel centrosinistra la motivazione è quella di sostenere un'Europa forte, integrata e così. Dall'altra parte invece gli elettori di destra soprattutto, ma poi anche di quelli di centrodestra, vedono la possibilità di un cambiamento reale in Europa, perché effettivamente è per la prima volta che potrebbe teoricamente cambiare la maggioranza di alleanze, certo. Quindi questo è un po' una motivazione abbastanza forte per l'elettorato di centrodestra. L'elettorato di sinistra invece ha questa missione di battere le destre, ma questa è proprio la sinistra, cioè nel senso è una cosa molto che in Europa se ne parla molto, no? Di votare europei per arginare l'estrema destra e così. Qui in Italia è meno sentita questa cosa perché di fatto l'estrema destra è meno percepita, è meno estrema, diciamo. Il problema dell'estremismo è meno percepito qui in Italia rispetto ad altri paesi come la Germania, per esempio. Non riusciamo, guardi Fonda, non riusciamo a fare neanche degli estremismi, diciamo, una cosa fatta bene, cioè è più annacquato, no? Mentre la destra francese, quella di Le Pen, per dire, è più rigida, più integerrima, qua invece è un po' più annacquata, insomma più democristiana in qualche modo. Allora, grazie Rado Fonda per essere stato con noi, grazie all'Istituto SVG per i dati che ci ha fornito, ovviamente l'aspettiamo, abbiamo altre 2 settimane per divulgare sondaggi, quindi abbiamo questo tempo, poi insomma anche qui calerà il silenzio. Grazie Rado Fonda. Michele, hai visto? Grazie a voi. No, ma commentavo così tra me e me, da quest'ultimo quadro sembra che gli elettori italiani siano ben più maturi dei leader politici, perché se guardi, se riusciamo a rimetterlo in onda, c'è un dato che mi colpisce, che diciamo questo è l'ultimo. Solo l'11%, 21 però di quelli collocati a destra o in centrodestra, dice perché vado a votare per la fiducia nel leader del partito che intendo votare. Mi pare invece che queste elezioni siano state trasformate in una sorta di grande referendum per testare le forze politiche. Non a caso si candidano tutti i leader dicendo una contraddizione in termini che appunto se eletti non andranno a Bruxelles, mentre la gente pensa che solo per l'11% si debba trasformare questa tornata elettorale in una tornata diciamo di referendum sulla forza dei partiti. Ci sono dei temi molto più importanti, vabbè, quello del dovere, del diritto dovere è molto sentito, ma io temo che questa percentuale calerà notevolmente con il ricambio generazionale. Quelli sono ancora i nostri genitori che a votare vanno e che percepiscono questo momento come un momento solenne, quindi è un dovere andare a votare. Bisogna andare anche più del diritto. Loro pensano giustamente, insomma, lo interpretano come un dovere di un cittadino, allora, grande io però esercizio di democrazia. Voglio chiedere alle imprese, cioè, che rapporto c'è con la politica? Insomma, noi abbiamo visto anche da tutto quello che ci racconta la cronaca, no? Che molto spesso ci sono dei rapporti, ma le imprese, diciamo quelle sane, vanno avanti e si disinteressano, no? Molto spesso è la politica, no? Confindustria in questo caso, che raccoglie tante imprese, cioè vanno avanti a prescindere se c'è questo o quello al governo, insomma si cerca di andare avanti per il bene della propria impresa, per il bene della propria del proprio tessuto territoriale. Questo lo chiedo anche a Ornella Neri, saluto anche Antonello Firullo, che è un imprenditore del settore balneare della costa ragusana, quindi questo famoso sud-est, dalle uova d'oro, bellissimo eccetera. Riusciamo anche a deprezzare, perché siamo bravi in questo, anche queste meraviglie che abbiamo, no? Allora, il tema è in realtà deriva esattamente dal motivo della domanda: perché andare a votare? E qui il problema non è i partiti, non siamo mai affezionati né
pensare ai sondaggi né ai partiti, noi siamo pensati alla politica. Il tema di fondo è perché andare a votare, perché Europa. Io come te, lo so, siamo figli dell'Erasmus e il vero tema è come è nata questa Europa, perché questa Europa è nata con un'unione economica che poi è diventata Comunità Europea, è diventata Unione Europea, ma non come unione di popolo. Se avessimo obbligato un'intera generazione a fare l'Erasmus avremmo avuto gli Stati Uniti d'Europa, che è quello che oggi avremmo bisogno, perché tutti i temi di cui tratteremo oggi, potremo trattare le prossime settimane, dipendono da questo. L'Europa è centrale, i temi di cui abbiamo parlato, le infrastrutture, decontribuzione, sono temi europei e noi abbiamo per generazioni, quindi ci colpano tutti i partiti e non ci colpa nessuno, mandato in Europa non i migliori o quelli più preparati o quelli che erano sul pezzo, ma a volte soprattutto gente che non faceva politica in Italia, perché abbiamo sempre ritenuto la politica italiana più importante. Se guardiamo gli altri paesi, preparano non solo i burocrati a fare i funzionari di Bruxelles, ma i politici a andare a Bruxelles. C'è gente che fa campagne elettorali per stare lì e fa lobby. Quindi abbiamo permesso a paesi come la Francia e la Germania di scavalcarci dal punto di vista proprio politico e senza capire che una volta integrati, con la moneta unica siamo integrati, è cambiato il tema. Ma se non facciamo passare questo, se facciamo di tutto leadership piuttosto che voti ai partiti e non che cos'è l'Europa? L'Europa è strategica per tutto quello che facciamo, dalla bibita che beviamo e di cui ci dà le caratteristiche, all'infrastruttura in cui passiamo, al motivo per cui facciamo le gare o non dobbiamo fare le gare rispetto a certi argomenti. L'Europa è centrale. Le auto, insomma, e finisco. l'agricoltura. Le spiagge, Firullo. Le spiagge è un tema, nessuno noi vorrebbe, e speriamo che non accada, che il conflitto mondiale si allarghi dal conflitto ucraino al mondo mondiale, ma l'unica speranza, l'unica che questo paese ha è all'interno di un sistema europeo coeso, all'interno di un sistema in cui abbiamo l'esercito, in cui abbiamo il popolo europeo, perché siamo già marginali. Gli studi, le statistiche parlano già di Eurasia, hanno superato la Cina, siamo a ragionare su cosa farà l'India e altri paesi e l'Europa sarà marginale. Un attimo, Antonio Firullo, che così lo saluto. Salve, buongiorno. Allora, buongiorno che succede? Che succede là con le spiagge, Firullo? E ride? Cosa succede? No, rido perché non posso piangere. Ci sono i dolori della Bolkestein. Già. Credo che io sono come voi, come Luca, lei sa, io sono di Scicli, che è la famosa sede del famoso commissario Mondobane. Io dico che nemmeno il buon Camilleri, maestro, è sempre riuscito a scrivere una storia così incredibile sulla situazione nostra dei balneari, perché davvero stiamo attraversando da qualche anno situazioni a dir poco ridicole, cioè non si capisce più. Cioè noi sappiamo in che situazione siamo. Cioè Firullo, aspetti, perché la spieghiamo ai nostri telespettatori un attimo e poi andiamo in pubblicità, do un minuto di replica e poi andiamo in pubblicità. Di fatto che succede? Bisogna ridiscutere queste concessioni. Voi siete là, da quanti anni lei per esempio è la sua spiaggia? Allora, noi abbiamo realizzato il primo stabilimento balneare qui in quest'area nel 1997, esattamente il 13 agosto 1997. Allora, l'Europa le sta dicendo questa spiaggia deve andare a gara, le gare devono essere espletate, quindi se c'è uno che offre di più si prende tutto quel pezzo di spiagge che lei, diciamo, in qualche modo ha contribuito a rendere fruibile, a rendere, diciamo, coi servizi, eccetera, eccetera, dal 1996, domani, anzi l'anno prossimo, potrebbe essere, secondo, insomma, adesso si chiedono le proroghe, potrebbe essere di un altro, magari di una multinazionale che arriva con capitali maggiori, magari di un gruppo di imprenditori, di una cordata, magari di un imprenditore che, diciamo, vuole quel pezzo di spiaggia, va a gara e se lo prende. E questo, insomma, non vi piace molto, no? Come concetto, diciamo. Non è proprio così, però ecco, ci sono delle situazioni che sono un po' diverse riguardo a quello che magari tutti un po' leggono e sentono, ascoltano. Innanzitutto va a gara eventualmente solamente l'area, non la struttura, ma noi in Sicilia abbiamo una situazione completamente diversa dal resto d'Italia e su questo noi puntiamo molto, anche perché una precedente sentenza prima di quest'ultima il Consiglio di Stato ci ha dato ragione e quindi qui stiamo lavorando con i nostri uffici legali al fine di capire se il Consiglio di Stato dà ragione alla legge regionale, qual è il motivo per cui noi dovremmo andare a bando, che poi ribadisco
Io personalmente ho parlato con la Commissione europea, con il responsabile, e abbiamo anche comunicato, ci siamo scambiati più di 3 missive, e in tutte e 3 le missive mi è stato ribadito dalla Commissione europea, dal responsabile della Commissione che segue questa problematica, che loro non hanno mai chiesto di fare bandi, non hanno mai chiesto una scadenza, hanno solamente chiesto che ci sia un'evidenza pubblica per tutti. Questo è il lato che chiedono loro. Dice, poi è stato tutto il Consiglio di Stato, i giudici che hanno stabilito altre regole. Chiaro, vabbè, poi c'era tutto il dibattito, insomma, però il tema è questo, no? Sì. Cioè, che voglio dire, non c'è più, come dire, l'impresa familiare che si trasmette, che si tramanda, eccetera, eccetera, perché sa che se voi siete là, che Firullo è là a Scicli, in quel pezzo di spiaggia, e chi vuole andare a trovare Firullo, eccetera, eccetera. Questo è il tema. Michela Nicchia, Confindustria Nicchia, che da noi vecchio, insomma, perché poi, insomma, il fatto non è proprio così, Antonio pure, insomma, la conoscono bene. Non è una situazione semplice, perché una questione è la proprietà e la disponibilità dell'area, un'altra è la proprietà e disponibilità dello stabilimento. In tutto questo però c'è la programmazione economica che deve fare un'impresa, e c'è anche un oltraggio che viene fatto a queste coste, che a queste condizioni non è così semplice, difficile, e non è così semplice comprendere dove inizi la proprietà e il possesso da parte dell'imprenditore e inizia anche il diritto a una bellezza. Andate alla playa, guardate la cementificazione, la devastazione delle nostre coste che è stata fatta e mascherata anche dalle concessioni, senza che ci sia stato un controllo vero da parte degli enti pubblici. Ci vorrebbe anche in questo settore una capacità della politica di essere politica, una capacità delle istituzioni di essere istituzioni, per porre delle regole che valgano per tutti, che siano in grado di custodire i diritti di chi già esercita una determinata attività e che imponga anche dei canoni, perché se la Sicilia è una terra meravigliosa, non è possibile che ci sia il posteggiatore abusivo che mette una fila di mattoni attorno a un'area pubblica o non pubblica. Però non è questo, cioè, diciamo, il tema è un po' più sulle imprese. Il tema è che ci vuole la capacità di programmare, la capacità delle imprese di programmare, può avvenire soltanto se le istituzioni pongono delle regole. Certo, è chiaro, servono le regole. Allora dobbiamo fermarci. Pubblicità, poi vorrei chiudere, abbiamo l'ultimo quarto d'ora di trasmissione, diciamo, che si occupa appunto di questa parte che riguarda, a cavallo tra la politica, insomma, e le imprese, perché vorrei fare un ragionamento con tutti i miei ospiti sulle liste, chi c'è, chi non c'è, eccetera, e vorrei coinvolgere ovviamente tutti dopo la pubblicità. Rientriamo. Allora, precisazione, Michela, vai. Precisazione sui balneari, poi apriamo un capitolo delle liste. Il tema della Bolkestein è un tema veramente dibattuto, ci vorrebbero 3 puntate per fare chiarezza. Il punto è un altro, fatte salve tutte le ragioni degli imprenditori che faticosamente hanno costruito nel senso costruito impresa sulle spiagge. Le spiagge sono di tutti, non c'è nessuno che può vantare un diritto di usucapione su una spiaggia. Le spiagge sono sottoposte a canone, noi siamo a oggi, noi come Sicilia ancora, la faccio proprio brevissima, in pillole, un'anomalia nel resto d'Italia, che peraltro ha anche quantificato il totale delle spiagge, a quanto pare con una bella differenza rispetto alla realtà effettiva. Quindi bisogna regolamentare cercando intanto di salvaguardare l'impresa, ma senza far torto a chi naturalmente costruisce impresa su altri fronti, pagando dei canoni che sono diversi. Quindi. Ornella Laneri. Sì, non sono esattamente la persona, diciamo, adatta, perché parliamo di alberghi che è un po' diverso. Io credo, stavo seguendo con grande attenzione quello che stava dicendo Michela, perché proprio tu involontariamente, quando parlavi con il signore Scicli, hai detto la sua spiaggia. Io l'ho segnato perché anche io, se parlo con un amico che ha un lido, gli dico la tua spiaggia. In realtà quello che sta dicendo Michela, secondo me, è il punto centrale. Il nostro problema è quello di rifiutare l'idea di non avere una proprietà. E quindi, non avendo una proprietà, se facciamo parte, come diceva il presidente che saluto di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, che se facciamo parte di un'Europa e l'Europa dà delle linee guida, noi ci piace o non ci piace, non possiamo fare i feudatari, e per tornare a feudare dobbiamo fare i conti con le regole. E le regole prevedono, abbiamo costruito, e poi non è vero che o sbaglio, no, stavo vedendo il signore di Scicli che abbassava la testa, e poi non è, lui l'ha detto così
semplificato. In realtà sicuramente io non sono direttamente interessata, non avendo un lido balneare, però sicuramente ci saranno dei prerequisiti e non è neanche così vero che verranno solamente le grandi aziende internazionali, perché deve esserci un interesse di, chiamiamolo profit, importante. Allora lasciamo stare il caso di Mondello, che è un caso a sé, però in generale, e il signore ne dà dimostrazione, si parla di piccole imprese familiari molto spesso, poi quello che caratterizza la diciamo, Sicilia. io l'ho semplificata molto, però insomma il tema è quello che ovviamente questi imprenditori che da sempre hanno fatto questo, diciamo, si sentono ovviamente quell'attività loro. Il tema è quello del mercato, però. Il tema è quello del mercato. Il mercato ha una regolamentazione che è fatta di economia e con la giusta metodo, con il rimborso degli investimenti fatti, ma occorre che il mercato stabilisca quanto vale un canone di spiaggia e quanto non vale. Non si perché può pagare. alla fine vale. Firullo, per chiuda lei su questo argomento. Allora, voglio chiarire dei passaggi importanti. No, dei passaggi, Partiamo velocemente, se no facciamo. Sì, vabbè, un passaggio. Partiamo innanzitutto dal presupposto che le spiagge le abbiamo rese noi belle, perché noi abbiamo preso fazzoletti di spiagge, le abbiamo dato un cuore, abbiamo pulito. Io non ho mai detto, e non lo farà nessuno sicuramente dei miei colleghi, che le spiagge sono nostre. Noi abbiamo una concessione, paghiamo. Non dicevo a lei, l'ho detto io, l'ho detto lei. Sì, Involontariamente ho detto la sua spiaggia, che in realtà è quello che direi a qualunque altro imprenditore che in questo momento ha un'attività, diciamo, balneare. Paghiamo un cane. Voglio chiarire definitivamente, come ha detto anche Confindustria, noi veramente rispettiamo quello che dice l'Europa e quello che dice il Consiglio di Stato. Voglio chiarire un passaggio fondamentale. La Regione Sicilia ha preso la legge nazionale di 4 anni fa, l'ha presa, l'ha portata in assemblea, l'ha completamente modificata dal resto d'Italia e ha fatto una situazione completamente diversa che la penultima sentenza del Consiglio di Stato dice è giusta, perché noi non abbiamo avuto il tacito rinnovo come i nostri colleghi del resto d'Italia. Nel resto d'Italia i concessionari hanno avuto il tacito rinnovo. Firullo, aspetti, non entriamo perché sennò poi non ci riusciamo più, perché purtroppo abbiamo esaurito il nostro tempo a disposizione. Prima di andare a guardare il servizio sulle liste, sui candidati, me la dice una cosa su Termini Imerese, che sta succedendo? Oggi il ministro Urso ha detto non c'è alcuno stop, si va avanti con il progetto, quello di Pelligra, insomma, per intenderci. Ovviamente noi leggiamo le notizie che ci arrivano, abbiamo una prima mano su questo argomento. Il tema è un'area industriale che è fondamentale per la regione, perché non dimentichiamo che parliamo di turismo, parliamo di agricoltura, ma ancora il PIL principale di questa regione viene dall'industria. Abbiamo un'area industriale a Catania che fra mille difficoltà ha comunque un germe economico importante. Nell'area industriale di Termini c'era il fulcro, che era l'ex Fiat, che da quando Marchionne decise di andare via non ha più avuto una sua vita autonoma. Cosa sta succedendo sul bando? In realtà dipende molto dalla procedura e non abbiamo mai capito se il ricorso poi lo hanno presentato e come andrà avanti. Il tema è quello che si dice attorno a questo. C'è un'area industriale bloccata da una procedura dove ci sono dei lavoratori che sono lì da decenni, ma che hanno di fatto un sistema che ha bloccato un'area. Quell'area va... Farete qualcosa voi come Confindustria? Noi ovviamente siamo propulsori di un sistema di mercato, stiamo cercando di capire cosa si può fare, perché è un'area troppo importante rispetto anche a un ragionamento complessivo. Noi adesso in questo momento abbiamo un progetto in mano che potrebbe prevedere anche sviluppo su quell'area. Abbiamo da 13 a 20 miliardi di euro. È diverso da quello di... No, noi non parliamo del progetto di Pelligra perché non conosciamo gli elementi, non sappiamo neanche cosa voglia fare. Il tema fondamentale è avere il coraggio, la forza di trasferire PIL dalle infrastrutture che dovremmo fare all'industria. Oggi gran parte di quello che serve per fare le infrastrutture viene da fuori. L'idea e il tema è portarlo in Sicilia. Su questo stiamo ragionando, anche se un po' la campagna elettorale ha distratto un po' tutti, sia con l'assessore Tamaio che col Presidente della Regione Schifani, per fare una legge che ci permetta di favorire tutto quello che è a valle. Una battuta per farle capire l'importanza. Oggi per fare una galleria bisogna rivestire con un manto di PVC lo scavo. Il polimero del manto viene fatto ad Augusta, nella zona industriale, viene estruso a Milano, a Belluno e torna in Sicilia per essere prodotto finito. Stessa cosa con le centine che vengono prodotte in Sicilia, lavorate a Napoli e tornate qui.
dobbiamo ripuntare nuovamente sull'industria, industria che sia sostenibile, che può essere sostenibile, che genera da sola PIL, che genera automaticamente PIL. Chiarissimo. Allora, le liste sono state presentate il 1° maggio, entro le 20. Ecco chi ci sarà alle prossime elezioni europee nel collegio insulare Sicilia-Sardegna. Ecco chi potranno votare i nostri corregionali, inteso per senso esteso, anche in Sardegna. Il servizio è di Simona Mazzone e di Ottavio Longo e poi torniamo in studio per salutare questa prima parte di trasmissione. Ci sarà Giorgia, come lei stessa ha chiesto di essere indicata sulla scheda, contro Elli nella corsa alle Europee 2024. Tra gli 80 candidati in Sicilia ci sono assessori regionali, attivisti, volti noti e meno noti e qualche nome che scuoterà l'opinione pubblica. Eccone alcuni. Per Fratelli d'Italia, dietro la Presidente del Consiglio, che per forza di cose non sarà eletta, ci sono l'attuale assessora al turismo Elvira Amata, l'ex titolare della sanità nel governo Musumeci, Ruggero Razza, l'eurodeputato uscente Giuseppe Milazzo, consigliere comunale palermitano che soltanto qualche mese fa, durante una seduta, è saltato sul banco del presidente, finendo sulle testate giornalistiche di tutta Italia. Con loro anche la deputata regionale Giusy Savarino. Nel Partito Democratico, con Schlein, in lista anche Antonio Nicita, senatore ed esperto di economia, la giornalista Rai Lidia Tilotta, che ha scritto la biografia di Pietro Bartolo, europarlamentare uscente, eppure lui candidato. Con loro Giuseppe Lupo, ex parlamentare dell'Ars ed ex leader del partito in Sicilia, oggi consigliere comunale a Palermo. In Forza Italia, capolista è l'eurodeputata uscente, eletta nelle file del PD, Caterina Chinnici, ma ci sono anche gli assessori regionali Marco Falcone ed Eddie Tamaio e le parlamentari regionali Bernadette Grasso e Margherita La Rocca Ruvolo. Troviamo anche Massimo Dell'Utri, solo omonimo del più conosciuto Marcello. Capolista della Lega e l'ex coordinatrice regionale del partito Annalisa Tardino, al secondo posto il discusso generale Roberto Vannacci, noto per le polemiche nate dopo la pubblicazione del suo libro Il mondo al contrario. Ancora in lista l'assessore regionale Mimmo Turano, l'ex assessora del governo Crocetta Ester Bonafede, il senatore Antonino Germanà e l'uscente eurodeputato Raffaele Stancanelli, eletto con Fratelli d'Italia, che stavolta non lo sostiene. L'ex presidente del Parco dei Nebrodi Giuseppe Antoci, noto alle cronache per le minacce subite e per una vita sotto scorta, è capolista del Movimento 5 Stelle, con lui anche l'ex sindaco di Bagheria Patrizio Cinque. La lista Stati Uniti d'Europa, combinazione di Più Europa e i renziani d'Italia Viva, è guidata dall'ex parlamentare dei radicali Rita Bernardini, ma c'è anche l'ex candidato alla presidenza della regione, quando vinse le elezioni Nello Musumeci, Fabrizio Micari, già rettore all'Università di Palermo. Infine Matteo Renzi, leader sì, ma non capolista. Per Alleanza Verdi Sinistra, primo è Leo Luca Orlando, ex sindaco di Palermo. Segue, con l'opinione pubblica divisa in due per la scelta adottata, l'attivista Ilaria Salis, al momento in carcere in Ungheria. Terzo è Mimmo Lucano, per 3 volte sindaco di Riace, celebre per la sua gestione di immigrati e rifugiati, che ha detto con orgoglio: io e la Salis 2 fuorilegge. E poi c'è Azione di Carlo Calenda, qui capolista Sonia Alfano, ex europarlamentare, come la Chinnici, figlia di una vittima di mafia. Insieme a loro anche l'ex sindaco di Cinisi, Gian Giacomo Palazzolo, membro del Consiglio di Giustizia Amministrativa. Il leader di Sud chiama Nord e attuale sindaco di Taormina Cateno De Luca e il capolista di Libertà, con lui la portavoce nazionale del movimento ed ex parlamentare Laura Castelli, una lista che racchiude una serie di piccoli movimenti di tutta Italia. Infine anche Michele Santoro è riuscito a raccogliere le firme e presentare la sua lista Pace, Terra, Dignità, ma pare che ci siano problemi con i certificati elettorali dei sottoscrittori, per i quali si attende il responso degli uffici elettorali di Palermo. Al vaglio degli organi competenti anche Alternativa Popolare, guidato dal presidente della Ternana Calcio Stefano Bandecchi, Forza Nuova, Partito Animalista Italexit e Democrazia Sovrana Popolare. Allora, siccome se io apro il taglio qua del commento delle liste non la finiamo più, io chiedo a Miriam Di Peri, con la bravura e la sintesi che ti contraddistingue, fammi un cameo di queste liste e poi ovviamente dalla prossima settimana tu sarai qua per tutti i confronti elettorali con tutte le liste. Quindi Miriam, vai.
Però sì, io vado in ferie, guarda. Farsi con noi le ferie, tranquillo. Vai. Scherzo, Luca. Commento a queste liste. Allora, sarà una bella campagna elettorale esterna, ma soprattutto interna alle liste. Ci sono un sacco di sfide nelle sfide in ogni partito. Nel Partito Democratico si lotta per la segreteria regionale col congresso in vista per fine anno. Stessa cosa in qualche misura accade in Fratelli d'Italia, con una prima spaccatura tra Sicilia orientale e Sicilia occidentale per contarsi le due diverse segreterie, e un'ulteriore sfida nel catanese che voi saprete raccontare sicuramente meglio di me, tra l'ala pugliese rappresentata da Massimiliano Giammusso e il resto della segreteria che invece sostiene Ruggero Razza. Accade la stessa cosa in Forza Italia. Marco Falcone da una parte, Edi Tamaio dall'altra, e anche lì sullo sfondo c'è la leadership del partito. Quindi oltre alla sfida per le europee ci sono un sacco di sfide interne, che vinca il migliore. Allora, chiudiamo. Ma io aggiungerei, Luca, cosa non indifferente, sullo sfondo ma neanche tanto, c'è il prossimo rimpasto di governo, perché questo sì che servirà a pesare gli equilibri e decidere almeno metà della giunta in rinnovo. E allora, con queste diciamo, incognite, con questi spunti di dibattito, noi chiudiamo questa parte di trasmissione. Vi ricordo che dalla prossima settimana cominceremo tutti i confronti elettorali con i leader politici, le liste, eccetera. Quindi sentiremo anche le ragioni di questa campagna elettorale. Allora, io ringrazio il Presidente di Confindustria Sicilia, Gaetano Vecchio, ringrazio Michela Giuffrida, Antonio Condorelli, in collegamento Ornella Laneri. Grazie Ornella Laneri per essere stato con noi. Grazie anche a Antonello Firullo, e saluto ovviamente Miriam Di Peri, che ritroverete ovviamente fresca di ferie qui con noi dalla prossima settimana. Questi giornalisti che dicono queste cose, vabbè. Grazie. Allora, noi chiudiamo questa partita di trasmissione. Subito dopo la buona notizia parleremo di grani antichi siciliani, a proposito di siccità, quindi subito dopo anche la buona notizia. Bentrovati nell'ultima parte della nostra trasmissione. Come sempre noi apriamo e diamo spazio alla buona notizia. Abbiamo sistemato un po' lo studio durante la pubblicità, adesso vi racconterà tutto la nostra Assia La Rosa, che ci ha raggiunto. Ciao Assia. Buonasera telespettatori, buonasera Luca. Pane, cosa hai in mano? Cosa c'è? Di pane. Oggi Maiorca, Timilia, Perciasacchi, ci immergiamo nelle campagne siciliane. C'è un profumo qui. Per parlare di grani antichi e non di etichette modaiole, ma di retro innovazione della cereagricoltura. Allora, immergiamoci subito nell'atmosfera del cuore della Sicilia con un video per presentare poi i nostri ospiti studio. La Maiorca, stiamo pulendo tutto, separare i corridoi dalle margherite, e così uno può controllare se ci sono delle spighe diverse, no? O piante infestanti, che facilmente si riescono che si arriva ovunque con la mano. Beh, che video ti ho preparato interessante, per presentare Giuseppe Lirosi, agricoltore imprenditore di Raddusa in provincia di Catania, presidente dell'associazione Simenza. È con noi in studio Natale Laganà, panificatore super blasonato, adesso racconteremo quanti premi ha vinto ed ha nel suo palmarès.
Giuseppe, tu hai piantato un seme, la nostra buona notizia di oggi è Siamo tutti Simenza. Raccontaci la tua storia, raccontami quello che fai e come hai messo insieme una filiera lunghissima che appunto dall'agricoltore arriva fino al panificatore. Io sono un agricoltore, anzi grazie Assia e buongiorno a tutti. Sono un agricoltore, figlio di agricoltori, da parte di madre allevatori di vacche e di pecore, però volli fare degli studi per andarmene via dalla Sicilia, lingue e letterature straniere. Poi la vita mi bloccò in Sicilia e scoprì che forse l'agricoltura era la mia strada. Andai subito verso i grani antichi, chiamati grani antichi, meglio chiamarli grani locali perché antichi saranno anche i grani moderni fra 100 anni. Ecco, qual è stato il salto che ha permesso lo switch tra quell'agricoltura classica degli anni '80 che si stava formattando alle tecnologie delle multinazionali e la tua agricoltura, quella di tantissime persone che oggi fanno retroinnovazione? C'è stato un momento in cui vidi, mio padre faceva agricoltura convenzionale, era stata applicata la Green Revolution, vidi un passerotto andare a bere lì dove era caduto del glifosate ed è morto sul colpo. Lì capì che qualcosa non funzionava in agricoltura e quindi intrapresi un viaggio all'interno della biodiversità siciliana, che è uno dei patrimoni più grandi che noi abbiamo in Europa. Ecco, spieghiamo cos'è questa biodiversità e come hai cercato di rispolverarla col tuo lavoro. Consideriamo che l'Italia ha il 50% della biodiversità europea e la Sicilia ha il 50% di quella italiana, quindi abbiamo un quarto della biodiversità europea, tutto racchiuso in 1000 chilometri di vista sul mare, che è la nostra isola, anzi il nostro arcipelago. Andando ai grani antichi, consideriamo che nel 1900 c'erano 250 varietà di grani locali, oggi all'interno della stazione sperimentale ce ne sono solamente 52, quindi in 100 anni abbiamo perduto 200 varietà locali appartenenti alla biodiversità cerealicola, ma questo accade anche in tutte le altre specie, sia vegetali che animali, fruttifere e orticole. Secondo te c'è un nesso anche rispetto comunque all'intolleranza al glutine, a questo trend diciamo in ascesa? Che allora, c'è la perdita della biodiversità no, quella è perché ci hanno spinto attraverso la Green Revolution a fare agroindustria, perdendo la multifunzionalità delle aziende agricole e quindi di conseguenza si perde la biodiversità. Questo problema della celiachia o della sensibilità al glutine è perché attraverso il miglioramento genetico, la mutagenesi indotta che il frumento ha avuto, il glutine che noi conosciamo già da 10.000 anni è stato cambiato, è diventato più tenace perché serve a velocizzare la pastificazione, il processo di pastificazione, ma non hanno badato al nostro intestino che si è trovato un glutine assolutamente diverso da quello che si mangiava prima del 1970. C'è un tema che è appunto quella della ricerca, no, delle materie prime di una volta. Ne abbiamo perse, come diceva Giuseppe, un buon 60% di queste materie prime. Tutto avviene in contemporanea su tutta la filiera, no? Avviene nell'uva per esempio, adesso c'è anche la moda di riscoprire, la voglia più che altro di riscoprire anche l'uva, gli oli, le olive eccetera eccetera. Dico, la domanda che vi faccio è questa: ma se si è perso questa o una parte di questa biodiversità, probabilmente al di là dell'agroindustria che è stata così cattiva in qualche modo, però magari non è che è stato proprio l'uomo a non volerla più perché era, che ne so, difficile da coltivare, complicata da mettere in piedi una filiera, un prodotto alla fine che portasse un prodotto di alta qualità magari in tempi molto più lunghi. Cioè, la domanda stringente, non è che è colpa anche nostra che non ci siamo che ci siamo disinteressati perché non era facile mettere perché non era facile. Diciamo, la biodiversità non si salva, o meglio, la biodiversità si salva se viene mangiata. Se io agricoltore produco biodiversità e non c'è nessuno che la mangia, io posso farlo per 2 o 3 anni, poi se non trovo sbocco nella filiera, quindi per questo ci siamo preoccupati di creare anche le filiere, che la nostra biodiversità arrivi a tavola.
E questo facilita il compito, perché io devo essere sicuro che tutto quello che io produco, ho prodotto però abbassando anche la quantità e spendendo anche di più, perché, Giuseppe, devo trovare uno sbocco. Raccontiamo per esempio in un ettaro quanti quintali di grano antico e quanti di quello, diciamo, tecnologicamente avanzato, industriale. Sì, allora, un campo di grano antico, se fa 30 quintali già è un bellissimo campo, ha prodotto tantissimo, rigoglioso. Per un campo di grano moderno si tende a andare verso gli 80 quintali. Capisci le differenze e la quintali. difficoltà anche rispetto comunque agli standard di produttività? E poi per esempio mi spiegavi che le spighe sono molto più alte, quelle dei grani antichi, no? Sono più alte, quindi si difendono autonomamente dalle piante infestanti, dalla biodiversità naturale, e quindi non c'è bisogno di fare alcun trattamento di diserbanti né ormonali né selettivi. C'è un fatto, guarda, tu queste spighe che ovviamente ci hanno portato i nostri ospiti, le vedi belle verdi, però quest'anno è un anno complicato. Adesso ne parliamo con Giuseppe. Volevo però prima dare la parola a Natale, panificatore messinese. Oggi abbiamo qui i suoi prodotti e voglio leggerti quanti premi ha portato a casa Natale. L'ultimo è Best in Sicily 2024, un riconoscimento importantissimo. Poi lui è socio del Richmond Club Italia, oggi indossa la divisa dell'Associazione Cuochi Messina di Simenza, appunto, e da poco associato Slow Food, poi guida pani e panettieri d'Italia del Gambero Rosso, Street Food, insomma. Natale, cosa fai dentro questa bottega che non è solo un panificio, ma dove si sforna un po' di tutto? Anche innovazione, diciamo. Intanto grazie per l'invito, grazie Assia. Niente, sostanzialmente abbiamo un'attività da oltre 50 anni che iniziò mio padre, quindi io sono la seconda generazione come proprietario, diciamo, di attività. Ho letto che giocavi con la farina e l'acqua da piccolo, la terza generazione, perché anche mio nonno era panettiere, anche se non è stato mai titolare, quindi sono la terza generazione di panettieri. Cosa è successo? Sostanzialmente abbiamo deciso di guardare un attimino al passato. Quindi il futuro è guardare al passato, quindi abbiamo ormai da quasi 10 anni ripreso l'attività del lievito madre, perché purtroppo oggi c'è l'utilizzo un po' sbagliato e certe volte anche demonizzato dei lieviti, quindi abbiamo cercato, tra virgolette, di riprendere delle farine ovviamente territoriali, quindi col progetto di Simenza. Come vi siete conosciuti? Come è nato questo matrimonio? È nato per caso, perché ho conosciuto ormai è diventato un grande amico, Davide, che fa parte del direttivo di Simenza. Ci siamo conosciuti in una manifestazione, nelle giornate di Simenza, organizzata da Giuseppe da Simenza per l'appunto, e da qui, diciamo, è nata questa amicizia che ci ha portato sostanzialmente la conoscenza, e quindi la cosa bella è conoscere i produttori, quindi siamo stati a tavola con gli agricoltori, abbiamo capito il valore del campo. Ecco, Simenza sostanzialmente fa questo, mette sia il produttore che il trasformatore, quindi i panettieri, i pasticceri, a confronto, proprio conoscere le persone. Ricordiamo che oggi gli associati sono all'incirca una settantina, comunque sei riuscito a mettere insieme veramente tantissime persone. Che fa? Che fa? Allora, intanto leggevo che è molto più difficile trattare le farine di grani antichi. È vera questa cosa? Bisogna cambiare sostanzialmente le tempistiche e modalità di impasto, perché ovviamente ha un glutine differente, quindi non puoi impastare come impasti ovviamente le farine convenzionali, quindi perché andresti a sfibrare gli impasti, quindi a quel glutine che ha il grano, una Maiorca, un Perciasacchi, lo devi comunque saper trattare, quindi abbassare la velocità dell'impastatrice, mettere l'acqua in un determinato modo, cosa che invece le farine convenzionali puoi metterla in maniera differente, sia l'acqua che la velocità, perché hanno un glutine molto più aggressivo, più tenace. E il sapore immagino sia anche diverso. Da quant'è no? che abbiamo comunque fatto questi pani con questi grani? Posso fare una raffica di domande di luoghi comuni sul pane? Sì. Perché, allora, il pane al supermercato che diciamo indurisce 2 ore dopo, perché? Cattiva gestione del lievito.
più lievito, tra virgolette, viene utilizzato per velocizzare il processo di lievitazione e più duro diventa. Il pane di una volta durava anche una settimana, questa la sapevi pure tu, no? Il segreto sta ovviamente nel lievito, oltre nelle buone farine, ma se il pane è fatto bene dura tanti giorni. Come deve essere il pane fatto bene? Come deve essere? Sicuramente deve rispettare i tempi di lievitazione, e quindi questo, gestendo il lievito madre, sono dei tempi lunghi. Il pane buono si fa con il giusto tempo, quindi è impensabile fare un pane buono utilizzando dei tempi accorciati. Quindi se io e andiamo al panificio, come facciamo a capire se quel pane è buono oppure no? Sicuramente bisogna assaggiarlo. E quindi quello è la prima cosa. Sostanzialmente per me il pane buono ha una caratteristica: è pane buono quando uno riesce a mangiarlo e non smette mai di mangiarlo anche senza niente. Cioè se la voglia del pane che ti prende, per me quello è un indice di pane buono. E allora fai una passeggiata a Messina, e prova le 20 tipologie di pane di Natale. Aspetta, l'ultima domanda, quella del rompiscatole. Quanto costano sti pani così, grani antichi, timidia, perciasacchi, eccetera, eccetera? Hanno dei prezzi che vanno dai 6 euro agli 8 euro. Questo non perché uno vuole lucrare sul fatto che c'è il grano antico, ma perché materialmente questi grani, dando anche dignità agli agricoltori, è giusto che vengano pagati di più rispetto ai grani convenzionali. Quindi il prezzo del pane rispetta il lavoro, insomma, la produzione. Sì. Io prima di chiudere voglio tornare però su Giuseppe, che è un personaggio straordinario, perché oltre ad essere laureato, leggevo, ha studiato francese, spagnolo, ebraico, ha un cane che è di una razza in via d'estinzione che si chiama Timili, e capisci già tutto del suo mondo. Io volevo spiegare, perché anche il grano, abbiamo detto, ha diritto di cittadinanza, anche il grano, le tipologie di grano siciliano ormai oggi hanno una carta di identità. Ecco, volevo spiegato da te, che sei stato anche commissario della stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia di Caltagirone, ne abbiamo una proprio a Caltagirone qui vicino. Che cos'è il registro delle varietà da conservazione e come si muove la filiera anche a livello istituzionale? Spieghiamolo. Sì, io ebbi l'onore e l'onere di rappresentare il commissario straordinario di questo istituto storico, l'istituto Mussolini nel 1927. Sapevo che le varietà da conservazione era, non dico vietate, ma se le andava a seminare la Comunità Europea non ti riconosceva il contributo sull'ettaro. Quindi in quei 2 anni abbiamo lavorato affinché la regione siciliana potesse istituire il registro delle varietà da conservazione e dare una carta d'identità ad ogni varietà presente sul nostro territorio. E dal 2013 si possono registrare le varietà da conservazione e essere seminate tranquillamente senza alcun problema. E chiudiamo con un appello, quello del tuo progetto, il progetto dell'associazione Adotta un campo di grano. Parliamo agli agricoltori, parliamo al pubblico e cerchiamo di far capire cosa rappresenta questa iniziativa per la vostra realtà. Adotta un raccolto, la sua farina è un modo di stare insieme dove non c'è compravendita, nel senso che la classica compravendita di dare un prezzo al frumento è stata distrutta. La compravendita diventa un accordo tra persone che decidono di prendere una materia prima e portarla a tavola, trasformarla e portarla a tavola. Quindi c'è chi produce seme, chi produce il frumento, chi macina il grano e chi, come in questo caso Natale, un panificatore, utilizza la farina evolutiva per fare il pane, ma ci sono anche pizzaioli e altri elementi per chiudere la filiera. Bene, il tempo a nostra disposizione purtroppo direi è finito. Io vi ringrazio tantissimo. Adesso no, ma aspetta, però facciamoci no, a parte tagliare, spiegare cosa hanno portato. Cosa hanno portato, sì. Allora, questo cos'è? Questo qua è un filone fatto con percia sacchi ed evolutiva. Con questa, guarda, con questa percia sacchi. Eccola. Poi qui che c'è, chef? Quella è una pastiera siciliana. Quanto facciamo? Che finirà in pochissimo tempo. Questo pane. Ma che meraviglia!
Questa è una pastiera siciliana fatta alla frolla sempre con la farina evolutiva che spiegava prima Giuseppe. Aspetta che la inquadriamo un attimo, eccola qua. All'interno, proprio per racchiudere tutti i sapori della nostra Sicilia, ho deciso di utilizzare prettamente ingredienti ripeto, siciliani, quindi ci sono dei capperi canditi che vengono fatti in provincia di Messina, dell'arancia candida, mandorla di avola tostata e dei quadrettini di cioccolato di Modica, proprio per... Pazzesco. Andiamo al pane, siamo ritardissimi oggi. Tra l'altro poi a quest'ora, insomma, mamma mia. Prego, allora, questo pane com'è? Quel pane che invece c'è lì nel cestino è un pane fatto, quello di Maiorca, quelli più scuri invece sono delle farine con dei grani germogliati, non si vede, farro e ceci, allora, eccolo qua, questo è quello. Esatto. E riso e orzo, sono due tipologie diciamo di farine, di blend di farine che stiamo utilizzando e che la gente apprezza molto perché ha un bel sapore tostato, molto profumato. Va bene, abbiamo finito. Assia, madonna mia, Oggi sto ingrassando solo... Pane, amore e fantasia. Oggi parliamo di buone notizie, anche se poco fa con Giuseppe dicevamo che è un'annata veramente terribile per gli agricoltori proprio a causa della siccità, ci teneva a sottolinearlo. Non so se vuoi aggiungere proprio una parola in chiusura. È piovuto il 95% in meno da luglio ad oggi, dal luglio 2023 ad oggi, e molti campi di grano sono andati a male, ma stanno soffrendo anche gli allevamenti, gli allevatori. Quindi lanciamo un SOS da qui, dico, ormai è un periodo critico, è un dato di fatto, lo sappiamo, serve il supporto delle istituzioni. Grazie Giuseppe Lirosi, grazie Natale Laganà, grazie per essere venuti oggi qua, è stato veramente un piacere. Grazie a Sia La Rosa, la buona notizia torna come sempre, come il punto, anche la prossima settimana. Ovviamente io non so di che cosa parleremo, ma secondo me da qui alla fine della trasmissione prenderemo qualche chiletto, diciamo, ogni settimana. Non so, speriamo di no. Grazie Assia, ci vediamo la prossima settimana, grazie ai nostri telespettatori, il punto finisce qui. La prossima settimana cominceremo ovviamente il ciclo, lo abbiamo detto, ovviamente dei comizi o delle tribune elettorali in vista delle elezioni europee. Ci vediamo sabato prossimo. Buonasera.